L'ex moglie l'ha picchiata, poi è scappato. Si terrà domani davanti al GIP di Padova l'udienza di convalida del fermo del 50enne magazziniere che ha aggredito l'ex convivente. La donna è stabile, in ospedale. Camisano Vicentino, violenza del branco. Una donna di 59 anni è stata aggredita e rapinata da un gruppo di minorenni. Ha aggredito anche uno dei carabinieri intervenuti sul posto. Tragico infortunio sul lavoro a Vicenza. Operaio di 56 anni rimane folgorato da un cavo dell'alta tensione. La morte dopo il trasporto in ospedale a Vicenza. Il dramma alle acciaierie Beltrame. Agenti della polizia municipale aggrediti da una decina di spacciatori. Via Cappuccina, Mestre. L'episodio in pieno giorno a 2 passi dal comando dei vigili. Si accascia al suolo, perde i sensi, ruzzola per 15 metri, malore fatale sotto le 3 cime di Lavaredo per un escursionista tedesco di 65 anni. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Presunte molestie durante la donata di Rimini. Il presidente dell'ANA, Sebastiano Favero, condanna fermamente ogni tipo di violenza, annuncia pronti a costituirci parte civile. Adriano Panatta, la Coppa Davis vinta in Cile nel 76, l'esclusione oggi dagli atleti russi dalle competizioni internazionali. Al Teatro Comunale di Treviso, sua città d'adozione, passato e presente si sono mischiati. TG Veneto, ben ritrovati, avete sentito, partiamo dalla cronaca e andiamo a Padova perché domani si terrà l'udienza di convalida del fermo di Stefano Fattorelli, il magazziniere di 50enne di Caprino Veronese che 2 giorni fa ha aggredito a coltellate in un'abitazione del quartiere l'ex convivente. Pare che prima l'abbia anche picchiata. Emergono particolari sempre più inquietanti sulla dinamica dell'aggressione avvenuta all'interno della loro abitazione in via Beato Cafasso all'Arcella. La donna, 51enne, operatrice sociosanitaria dell'azienda ospedaliera, prima di essere accoltellata alla schiena è stata brutalmente picchiata. I vicini di casa sono accorsi dopo aver sentito urla e forti rumori e l'hanno trovata stesa a terra sanguinante e piena di botte, mentre Stefano Fattorelli si dava alla fuga. L'uomo, che nel 1999 era stato condannato per aver ucciso la compagna dell'epoca Grezzana nel Veronese, poi arrestato per stalking nei confronti di un'altra donna, durante la fuga ha avuto il tempo di chiamare un amico dicendo di aver fatto una cavolata. I carabinieri lo hanno rintracciato nel pomeriggio mentre ancora era nelle vicinanze della sua abitazione. Il pubblico ministero, visto i precedenti, chiederà la detenzione in carcere. La coltellata è stata inferta all'ex moglie in una zona potenzialmente letale. La donna ora è ancora ricoverata in ospedale a Padova ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili. Anche qui siamo all'interno di un quadro che naturalmente è di interesse giudiziario. Anche lì le condizioni tutto sommato sono stabili pur nella, come dire, gravità del quadro. La 51enne, dipendente dell'azienda ospedaliera di Padova, aveva deciso di separarsi da Fattorelli e l'uomo dal 20 di aprile aveva iniziato a scrivere frasi deliranti su Facebook, insultandola, infamandola, accusandola di far uso di droga. Gli auguri che facciamo alla signora, che è una nostra dipendente, tra l'altro è un'operatrice sociosanitaria, è di una pronta guarigione. Dal punto di vista professionale non abbiamo riscontrato alcunché, quindi sempre un tecnico, un operatore sociosanitario che ha svolto il suo lavoro normalmente. Nella sola giornata del 29 aprile è addirittura arrivato a scrivere 9 messaggi in cui sfoga tutto il suo odio nei confronti della moglie che aveva deciso di lasciarlo, segnali inquietanti di una situazione che stava degenerando. Violenza di branco, siamo nel Vicentino, Camisano Vicentino, una donna è stata aggredita e rapinata da un gruppo di minorenni, ha aggredito anche uno dei carabinieri che sono intervenuti. È stata aggredita sotto casa da una baby gang, minori che hanno accerchiato la 59enne a Camisano Vicentino. L'hanno minacciata e fatta cadere a terra per rubarle il cellulare, caduta che le ha procurato delle abrasioni. I responsabili, tutti minorenni, sono stati rintracciati dai carabinieri e uno di loro ha aggredito anche un militare, giudicato guaribile in 10 giorni. I militari dell'Arma hanno arrestato in flagranza per rapina aggravata in concorso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale 2 minori di 15 e 16 anni e altri 3 di età compresa fra i 14 e i 16 anni sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di coltelli e tirapugni. Tutto è successo il pomeriggio del 30 aprile quando la 59enne ha contattato il comando. Poco prima sotto casa sua aveva sentito delle urla concitate che provenivano dalla strada. Scesa per verificare cosa stesse accadendo, in base alle ricostruzioni delle forze dell'ordine sarebbe stata accerchiata da un gruppo di ragazzi mentre uno degli arrestati la offendeva e la
la minacciava, il secondo le rubava il telefono cellulare facendola cadere. A questo punto i giovani si sono dileguati. 4 di loro sono stati bloccati a poca distanza, il quinto, successivamente riconosciuto dalla vittima come autore della rapina, per evitare il controllo ha aggredito uno dei militari. Oltre a trovare il telefono della signora a poca distanza, le perquisizioni personali hanno permesso di rinvenire nella disponibilità degli arrestati 2 passamontagna e un coltello, mentre i restanti 3 sono stati trovati in possesso di passamontagna, coltelli e tirapugni. Ancora un'altra tragedia sul luogo di lavoro, questa volta ancora a Vicenza. Siamo alle acciaierie vicentine. Un operaio è rimasto folgorato dai cavi dell'alta tensione, è morto dopo essere stato portato in ospedale. Grave incidente sul lavoro. Un operaio di 56 anni è morto all'ospedale di Vicenza dopo essere stato folgorato da un cavo dell'alta tensione mentre lavorava alle acciaierie Beltrame di Viale della Scienza. Si tratta di Giancarlo Carizzoni, un operaio di una ditta esterna residente in provincia di Bergamo. L'incidente, sul quale sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, è avvenuto ieri pomeriggio. L'arresto cardiaco, immediato l'intervento del personale dell'azienda, l'arrivo del SUEM, poi in rianimazione al San Bortolo, dove per le sue condizioni da subito apparse gravi è deceduto poco dopo. Durante la movimentazione di materiale impiantistico, spiega l'azienda in una nota, le funi di una gru guidata da un operaio di una ditta terza e necessaria all'espletamento dell'attività di cantiere avrebbero toccato accidentalmente i cavi di media tensione. La scarica elettrica che ne è seguita avrebbe quindi coinvolto un dipendente di una seconda ditta appaltatrice al momento dell'incidente a contatto diretto con il materiale per coordinarne lo scarico. Intanto per domani le RSU di FIOM, FIM e WILM dell'azienda vicentina hanno indetto uno sciopero di 8 ore. La cronaca ci porta a Mestre, siamo in via Cappuccina. Agenti della municipale sono stati aggrediti da un branco di spacciatori. Agenti della polizia locale in Borghese aggrediti dagli spacciatori. Una decina si è scagliata in massa contro i rappresentanti della polizia locale. Un vero e proprio branco che per tentare di impedire l'arresto di un altro pusher non ha esitato a prendere a calci, graffi e pugni gli agenti. Il fatto a Mestre ieri pomeriggio in pieno giorno davanti al sottopasso del tram di via Cappuccina, sotto gli occhi di passanti automobilisti e proprio a poche decine di metri dal comando della polizia locale. Insomma, un vero oltraggio, un autentico attacco e sfida alle istituzioni e alla legalità. Il branco di aggressori spacciatori di origine africana, così come il giovane pusher di cui hanno tentato di impedirne l'arresto e invece successivamente fermato, dopo che a dare manforte agli aggrediti sono giunte altre 3 volanti della polizia locale e 2 della polizia di Stato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo, mentre si sono perse le tracce del branco di spacciatori, immediatamente in fuga con l'arrivo degli altri poliziotti. Torniamo nel padovano Cittadella, le prime ammissioni del 22enne che ha travolto e ucciso l'infermiera di 73 anni mentre era in bicicletta, è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Non pensavo di aver colpito una persona e poi ho avuto paura. Sono state queste le prime ammissioni del giovane pirata della strada che sabato sera ha investito Gabriella Beltramello, 73enne infermiera in pensione dell'ospedale di Cittadella, che è spirata la mattina seguente. Il ragazzo, 22enne, nelle scorse ore si è presentato spontaneamente insieme ai genitori in caserma dai carabinieri. Ha confermato di essere lui alla guida dell'Alfa Romeo Giulietta che ha urtato la donna in via Cesaretta a Cittadella. I danni riportati dalla macchina del giovane sono proprio compatibili con la dinamica dell'incidente. I carabinieri di Cittadella stavano arrivando a lui dopo aver repertato una parte dello specchietto retrovisore rimasta a terra dopo l'impatto. L'incidente è avvenuto a 200 metri dalla casa in cui l'infermiera viveva con il marito. La donna stava rientrando nella sua abitazione dopo aver trascorso il pomeriggio con il figlio e i nipotini. Il 22enne investitore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Padova per omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso. Ora altre informazioni utili per ricostruire la dinamica dello schianto potrebbero arrivare dall'autopsia disposta dal magistrato che sta indagando sulla caduta e che si svolgerà nelle prossime ore.
Siamo in montagna ora, tragedia mortale lungo la strada che sale al rifugio Auronzo sotto le Tre Cime di Lavaredo. Un uomo di 65 anni, cittadino tedesco, si è accasciato a terra ruzzolando per circa 15 metri lungo il pendio sottostante. Delle persone in transito hanno lanciato l'allarme raggiungendolo, iniziando a praticargli le manovre di rianimazione. Purtroppo l'equipe medica trasportata dall'elicottero del Suendi Pieve di Cadore ha solamente potuto constatarne il decesso. Attorno alle 13 l'elicottero è poi intervenuto a Cibiana di Cadore per un incidente accaduto ad un operaio che stava tagliando piante nei boschi sopra il passo. Il 48enne rumeno era stato colpito da un tronco. Una volta prestate le prime cure, l'infortunato è stato caricato in barella e issato a bordo con il verricello per essere trasportato all'ospedale di Treviso. Ieri sera nel corso di Focus, trasmissione del nostro direttore Luigi Bacciagli, è intervenuto il presidente dell'ANA Sebastiano Favero, che è tornato sulle presunte molestie denunciate nel corso della 93esima Donata Nazionale degli Alpini di Rimini. Nel condannare fermamente questi episodi, Favero ha ribadito la volontà di difendere l'immagine delle penne nere. Stiamo anche valutando, proprio in funzione di questi fatti, le eventuali costituzione di parte civile e la richiesta di danni, perché chiaramente l'immagine dell'associazione è stata veramente messa, come giusto come avete detto, è stata messa veramente in cattiva luce da comportamenti che, ripeto, non sono e non fanno parte dell'Associazione Nazionale Alpini e dei suoi soci. ANA ha intenzione di andare fino in fondo dopo le segnalazioni di presunte molestie durante la 93esima Donata delle Penne Nere dello scorso fine settimana a Rimini, al punto da essere pronta a costituirsi parte civile contro chiunque, alpino o no, abbia recato danno all'immagine del corpo. La volontà è dunque quella di tutelare l'onorabilità, l'impegno, la storia che caratterizzano le penne nere. Ma Favero ribadisce, come già fatto nei giorni scorsi, la vicinanza a chi ha subito le molestie e la ferma condanna per quanto accaduto. Auspica venga fatta luce sugli episodi segnalati che hanno portato anche ad una petizione online per chiedere una sospensione di 2 anni delle adunate. Se avremo la possibilità di individuare i responsabili e se questi responsabili sono appartenenti all'Associazione Nazionale Alpini, noi interverremo duramente nei loro confronti. Ma contemporaneamente il presidente ANA chiede che non ci si lasci trascinare da facili generalizzazioni. Quelli che hanno fatto non sono degni di chiamarsi alpini se sono alpini. Certo. Vanno messi da una parte. Favero chiarisce poi che le presunte molestie sarebbero avvenute in momenti in cui la competenza dei controlli non era affidata all'ANA. I fatti che sono successi non durante i momenti delle manifestazioni ufficiali, perché noi abbiamo una competenza diretta di controllo anche della manifestazione stessa. L'ultima battuta del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini riguarda la possibile strumentalizzazione politica della vicenda. ANA non vuole sbilanciarsi e su questo al momento si dice prudente. Però noi su questo fatto, su questo andremo fino in fondo su tutti gli aspetti. Trevigiani contrari a sospendere la donata per 2 anni per colpa di pochi, non devono pagare tutti. Li abbiamo ascoltati. Secondo te è giusto sospendere la donata per 2 anni? Secondo me sospenderla può essere esagerato, però magari sì, un servizio d'ordine autoregolato che potrebbe essere efficiente e dare una certa sicurezza a tutti, potrebbe essere. Bisognerebbe trovare i responsabili di questo gesto poco civile, perché da parte mia, che ho 2 alpini in casa, non ho mai pensato che gli alpini arrivassero a tanto. Quindi in mezzo sicuramente c'è marmaglia che si aggrega agli alpini, comprando anche un cappello, se lo ficcano in testa e fanno finta di essere alpini. Forse un po' esagerato, comunque va segnalato e chiaramente dei provvedimenti bisogna prenderli, perché altrimenti passa tutto in sordina che tutto è lecito e tutto è così perché ci sono gli alpini ed è una cosa da prendere sotto gamba, invece no, però da sospendere mi sembra un po' esagerato. Penso che siano cose che capitano, che sono molto tristi che capitino, assolutamente, che è molto triste che capitino, ma insomma penso che sarebbe capitato indipendentemente dagli alpini, allora dovremmo farlo per i tifosi, dovremmo farlo per qualsiasi forma di assembramento e altre cose. No, io continuerei a farla, è una manifestazione che c'è stata sempre, lasciate in pace anche questi poveri alpini, porca miseria. Per me è una bulla, giusto qualcuno che si è messo
ha fatto qualcosa per interrompere queste manifestazioni, queste cose. Prima non è mai successo, comunque. Per colpa di qualcuno non è che si può sospendere tutto, un po' per tutto. Se i casi sono limitati è anche un peccato proprio fare una sospensione totale. Beh, che sarebbe un peccato che per lo sbaglio di pochi ci rimettano tutti. Quindi secondo me è da pensarci, insomma. Può succedere, è sbagliato, però sì, non è giusto, ripeto, che ci rimettiamo tutti per lo sbaglio di pochi. Un ragazzino di 14 anni è stato sorpreso alla guida di un'auto lungo l'autostrada 4 tra Latisana e Porto Gruaro, visto la minore età del trasgressore. I genitori che lo accompagnavano sono stati contestati la guida senza patente, la guida senza aver raggiunto la maggiore età, l'incauto affidamento del veicolo, multa di 4.000 euro, la scoperta di una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova che si è vista sorpassare da un'autovettura che procedeva a velocità molto elevata. Alla guida c'era appunto un ragazzino. La macchina si è poi fermata sulla corsia di sosta e evidentemente padre e figlio si sono scambiati, ma questo ha comunque destato l'attenzione della pattuglia della polizia che ha chiesto all'automobile di fermarsi. Questa volta alla guida c'era invece il papà. Comunque la multa combinata è di 4.000 euro. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità. Ben ritrovati, ripartiamo dal costo dell'energia e delle materie prime che stanno frenando la ripresa, lo dice la CNA di Padova. Sentiamo. Il 2022 doveva essere l'anno della ripresa per le piccole e medie imprese artigiane del Padovano, ma nel primo quadrimestre i dati rilevati dalla CNA mostrano un trend segnato dall'incertezza. Nelle 134 imprese monitorate, il caro energia e l'aumento dei costi delle materie prime ha frenato la crescita del fatturato. Circa il 50% delle aziende aveva previsto una crescita importante, superiore anche al 30%, e appunto una buona parte di queste ha rivisto un po' al ribasso queste dinamiche. Il 58% delle aziende registra un fatturato in crescita, ma i prezzi dell'energia incidono per il 22% sui costi aziendali. I settori che più risentono di questo rallentamento della ripresa sono il manifatturiero, con la moda, il tessile e l'alimentare. Crescita stabile per il metalmeccanico. Noi come associazione siamo riusciti, proprio in tempi non sospetti, a creare il nostro consorzio APE, per cui le aziende associate al nostro consorzio energia sono riuscite a sfruttare questa opportunità avendo il prezzo calmierato bloccato, e questo permette alle nostre aziende di riuscire a fare una programmazione sui costi dell'aumento dell'energia e magari utilizzando quelle macchine nuove, Industria 4.0, o eventualmente anche a farsi qualche impianto fotovoltaico sopra i tetti, proprio per cercare di sfruttare quell'energia che oggi purtroppo costa molto. Regge l'Export, nota positiva per l'economia del territorio. Questa situazione viene un po' minata dal recente conflitto in Ucraina, che naturalmente somma la tragedia umana a un irrigidimento di tutti i canali legati all'export. Per cui è necessario che le imprese vengano sostenute e accompagnate in questo loro importante viaggio verso l'estero. La ricerca del personale, secondo l'indagine della CNA, invece si conferma un tema delicato. Se il 97% delle imprese manterrà o aumenterà il personale in forza, il 60% delle aziende invece ha difficoltà a reperire lavoratori specializzati. Adriano Panatta al Teatro Comunale di Treviso a 360 gradi dalla Coppa Davis vinta nel 76 all'esclusione ai campionati internazionali dei russi. Sentiamo. Una delle maggiori imprese sportive italiane non solo per il risultato ma anche per il contesto in cui avvenne, il Cile degli anni 70 governato da un regime spietato. Lo sport che si mischia alla politica, al tema dei diritti umani e che rimanda strettamente all'attualità. La conquista della Coppa Davis nel 1976, protagonista indiscusso l'ormai trevigiano Adriano Panatta, che al Teatro Comunale Mario del Monaco per l'anticipazione del docufilm che racconta quell'evento firmato dal produttore e regista Domenico Procacci ricorda le tensioni di quegli anni. L'Italia non voleva assolutamente che noi andassimo in Cile a giocare, visto che c'era un dittatore sanguinario come Pinochet. Una parte importante anche dell'Italia, perché erano anche un gruppo di intellettuali importanti, molto seguiti, come Dario Fo, Franca Rame, Domenico Modugno, adesso qualcuno forse me ne dimentico, però alla fine noi abbiamo insistito e siamo riusciti ad andare
perché il governo non ha mai deciso se noi dovessimo andare o non andare, alla fine siamo riusciti ad andare e abbiamo vinto. Penso che sia stata una cosa giusta. Panatta e Treviso, un legame sempre più solido. È diventata la mia seconda casa, la mia seconda città, e ci vivo bene e ci tenevo a fare in anteprima questa proiezione con l'obiettivo. Adriano Panatta piace moltissimo alle ragazze, è vero, ti piace moltissimo, sì o no? Si dicono di sì. No, non ho detto niente, penso di interpretare, non ho detto di sì. Ho detto noi facevamo la professione di tennisti professionista, noi giocavamo a tennis, ci piaceva anche giocare a tennis, eravamo molto privilegiati. Sportivi e personaggi pubblici, oggi come allora, figure che non vanno tirate in mezzo o strumentalizzate neppure con una guerra in corso. Panatta ribadisce la sua ferma contrarietà all'esclusione degli atleti russi dalle competizioni internazionali. Penso che sia una decisione demenziale perché non bisogna mai colpire l'individuo e le persone, ma casomai colpire lo Stato che ha fatto questa cosa ignobile come ha fatto Putin. Una nascita da record, ben 11 pulcini di cigno a Porto Santa Margherita, vicino all'approdo del traghetto per Caorle. Mamma Papà e mamma Silvia e papà Peter, così ribattezzati, due meravigliosi esemplari di cigni adulto, sono sempre vicini ai nuovi nati. Una scena che sta facendo il giro del web e che è meta di tanti curiosi e affascinati della storia della straordinaria nascita. I cigni addomesticati e seguiti con passione ormai da diversi anni dall'ex maresciallo di San Donà di Piave, Carmine Terone, che li protegge e li tutela anche in queste ore insieme agli 11 pulcini. È tutto, questa era l'ultima notizia, quindi con queste immagini ci fermiamo qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone domina sul nostro territorio. Venerdì 13 maggio sarà un'altra giornata asciutta e calda. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Più nubi al pomeriggio sui rilievi, ma anche sulle zone pedemontane, con occasionali acquazzoni che saranno possibili fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 14 e 17 gradi, massime estive tra i 24 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità. Bel tempo, salvo nel pomeriggio sulla zona montana, dove saranno probabili piogge sparse, in genere moderate. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza tra sole e nubi. Nelle ore pomeridiane si formeranno alcuni rovesci o temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 27 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.